Siamo fortemente preoccupati, se da un lato nella giornata del 18 sembrava che ci fosse qualche rallentamento, nella giornata poi di ieri effettivamente c'è stato un'accelerazione dei casi di coronavirus. La preoccupazione è forte a Cortina, sono già 10 i casi di positività al Covid-19, il numero potrebbe crescere vista la tendenza dell'incidenza registrata oramai in quasi tutta la provincia di Belluno. L'attenzione è massima e l'invito, meglio l'imperativo di restare a casa, sintetizza la necessità di proteggere noi stessi e gli altri. Non ci sono ragioni al di là appunto di quelle lavorative per uscire, quindi bisogna che siamo tutti solidali in questa situazione di estrema difficoltà. La macchina dell'amministrazione comunale Obtortocollo ha rallentato i suoi ritmi, ma il personale con il sindaco e la giunta sono in prima linea. In qualche modo per andare incontro alle esigenze dei più e soprattutto insomma per da una parte tranquillità gli animi, dall'altra parte ovviamente per prendere tutti i provvedimenti che servono. Oggi l'ordinanza della Regione Veneto, che ha dato un giro di vite anche a passeggiate e uscite superflue, probabilmente inciderà sulla propagazione del virus. Insomma qualcuno forse non l'ha ancora capito, bisogna rimanere in casa perché è una questione importante verso se stessi ma anche di responsabilità verso gli altri e verso i propri vicini. Bisogna che ci sia questo sacrificio, un paio di settimane, forse anche più, però dopo ne usciremo, ne sono certo, quindi rimanete a casa.